Ciao ragazzi, benvenuti alla quinta lezione del corso di mandolino online per principianti. Adesso passeremo alla fase delicata dell'accordatura del mandolino. Come si fa ad accordare il mandolino? Non è una cosa semplice, ma noi cercheremo di farvelo capire in questo modo. Allora, questo è il sistema che Gianni usa per accordare. È il suo originale. Quindi questo è il metodo che usa Gianni per accordare il mandolino. Per accordare il mandolino si usa il diapason, che noi qui non abbiamo, purtroppo non abbiamo il diapason, ma lo facciamo con la chitarra. Poi si possono usare anche degli accordatori elettronici, come questi qua, a volte lo usiamo anche noi, per velocità, diciamo, no? Però il sistema che usa Gianni è un'altra cosa, un particolare, diciamo, perché lui mette all'orecchio, fai vedere come si fa. Senti? Però se lo appoggi all'orecchio lo senti ancora più chiaro e più forte. Questo è il sistema che usa Gianni per accordare il mandolino. Allora, visto che il La è già accordato, passiamo alla corda più sottile, il Mi. Il Mi si accorda schiacciando 1, 2, 3, 4, 5, 6, settimo tasto della corda La. Al settimo tasto noi troviamo il Mi. E con questo Mi dobbiamo accordare il Mi, quella la corda più sottile. Allora come si fa? Allora schiacciare il La che diventa Mi e pizzicare il Mi. E allora facendo Fa, visto che non c'è, fino a che arriva. Altro pelino. E già abbiamo un Mi accordato. Adesso accordiamo l'altro Mi, perché uno è già stato accordato, accordiamo l'altro a unisono. Basta appoggiarlo all'orecchio e senti proprio la frequenza ad alto volume. E già c'è. E già il Mi c'è, il La c'è. Adesso passiamo alla terza corda. Come si fa ad accordare la terza? Dobbiamo accordare la terza corda, che si chiama Re, visto che è scordata. E noi la accordiamo sempre con la seconda corda, il La. Come si fa? Allora 1, 2, 3, 4 e 5. Al quinto tasto della corda La abbiamo il Re, questo qua. Questo qua deve essere equivalente alla terza corda, al Re, perché diventa un Re. Sentiamo se ci sono differenze. Visto che ci sono differenze, allora questa qua deve salire, visto? Allora saliamo questo Re. E già abbiamo anche un Re accordato. Bene, adesso accordiamo l'ultima corda, quella più bassa, la corda Sol. Vi siete scordati? Il Sol si accorda con la terza corda, il Re, schiacciando sempre al quinto tasto. 1, 2, 3, 4 e 5. Questa qua è la nota Sol per accordare l'ultima corda. Con questa nota qua accordiamo l'ultima corda, la quarta. Adesso accordiamo l'ultima corda a unisono, appoggiamo all'orecchio e accordiamo l'ultima corda. Ragazzi, adesso il mandolino è accordato. Ricordatevi che il mandolino è accordato per quarte, come il violino. Si parte dalla prima nota che è Mi, da Mi a La c'è una quarta, che se contiamo con le dita facciamo Mi, Fa, Sol, La. Ecco. Quindi Mi, La, una quarta, La, Re,
un'altra quarta, perché se conti tu con le dita La, Si, Do, Re, poi partiamo da Re e andiamo a Sol, Re, Mi, Fa, Sol. Quindi il mandolino è sempre quarte, cioè Mi, La una quarta, La, Re una quarta, Re, Sol. Allora, ragazzi, noi vi sconsigliamo questi tipi di accordatori elettronici, sono buoni, però per educare l'orecchio è meglio non usarli. Però se volete usare questi accordatori, anche per iniziare, per chi sta iniziando adesso, può essere di molta facilità, vi facilita l'accordatura, perché sono strumenti perfetti che non ti impegnano l'orecchio. Questi accordatori li puoi trovare in qualsiasi negozio di strumenti musicali. Ci sono anche diapason, ci sono tanti accordatori elettronici di tutti i prezzi e di tutti i tipi.